È morto ieri nel reparto di geriatria dell'ospedale di Piove di Sacco dopo aver contratto il virus del West Nile in seguito a puntura di zanzara infetta. Si tratta di un 83enne residente nella provincia di Padova, ricoverato da alcuni giorni con un quadro serio di encefalite, forma neuroinvasiva molto aggressiva e positività per West Nile. Per avere la certezza della causa del decesso, lunedì si procederà ad effettuare l'autopsia. Nella giornata di ieri si è avuta notizia di un decesso per una persona di 83 anni e che è stata trovata positiva per i test alla West Nile. Quindi si aumenta, il bilancio delle persone che sono state fino adesso contagiate con ricoveri o anche situazioni mediante screening, come precedentemente fatto su una persona più giovane che aveva fatto il controllo per la donazione del sangue. Abbiamo inoltre, sempre più di Sacco, un'altra persona ricoverata, più giovane, 62 anni, con un quadro encefalite. In questo caso però è ancora soggetta a investigazione per essere sicuri che si tratti di West Nile oppure di altro agente infettivo. La situazione dunque preoccupa perché è stata rilevata un'alta percentuale di zanzare infette e l'azienda sanitaria rinnova l'appello ai cittadini a proteggersi con repellenti e adottare tutte le misure per impedire la riproduzione delle zanzare. Il quadro è coerente con una situazione in cui molte zanzare hanno dimostrato presenza di virus e quindi la raccomandazione è quella di proteggersi, di mettersi i repellenti e di mettere a posto nel contesto dell'ambiente di vita lo svuotamento dei stagni di acqua in maniera che si riduca l'habitat per le zanzare. È previsto nell'inizio della settimana prossima degli incontri con i comuni per vedere come rafforzare le attività di sanità pubblica.